totus e benvenutos a questo attopio con istorias. Oggi questionammo de impresas sardas e lo faremo con un imprenditore, Fabrizio Vella, che tiene una passione in manna per la lingua, per la cultura sarda, per le biddas. Fabrizio, grazie di essere in noi. Grazie a voi. Tu sei laureato in giurisprudenza, tienes una società de Quintula che dà servizi a sos turistas e soprattutto mostra la bellezza su Supramonte. E tienes passione in manna ammornato la cultura sarda, dai più di 20 anni sei presidente dell'associazione culturale su Giochi Samurra in Ursule. Hai scritto finza su un libro, un Mannorri, sopra una idighedda che sta in Urtule, Talane e Orgoslo e che sta sparita su 1700 e ha fatto tanta cosa di importo. Fabrizio, come ti sei diventato imprenditore e te granare a 10 ore per un'azienda di Sardegna in Italia in generale? Beh, sono diventato imprenditore, è complicato, ma la vita è fatta di questa congiunture, come si dice in italiano, no? E di sicuro questa passione se mi è giunto a pensare che Luciano Murgia, che è il socio mio, che è il socio della società di Quintula, a provare a credere in suo territorio, no? Urtulesta è una idea de monte, sta presa a mare, ma è sempre una idea de monte. E abbiamo fatto questa concada, non ti si narra, no? E questa passione, noi abbiamo sempre fatto escursioni, se non si è arrivato proprio a vivere in mezzo a questo ambiente naturale. E Urtulle, grazie a Dio, tenete una situazione abbastanza baricentrica, teniamo su Supramonte proprio non viene da Pitto, su mare sta preso, e per il suo Serrargento sta preso, quindi abbiamo sempre fatto escursioni. E te granare tenendo un'azienda in un luogo come la Sardegna, prendo di prendere, ma è difficile de può arrivare e finza difficile che fare di impresa me la porta sa difficoltà di posare legge, può pagare tutte le spese, può la stassa. Come te sa vita degli imprenditori in Sardegna? Come ti ho detto vari, penso. Poi in Sardegna abbiamo questo gap, come si narra, e questo problema che mascamente, il problema numero uno è sul problema del trasporto, su descrivo sempre, è questa questione. Possiamo descrivere questa burocrazia che non funziona e per il suo contesto sociale, perché purtroppo in Sardegna può mettere motivo che è complicato di contare, storico, antico, e il bene anche questa cultura di investire, di fare impresa. Mancare il suo pastore essere il tutto un imprenditore che pensa molto bene, no? Siamo una terra di pastori, però tutto il bene contro questa economia che dobbiamo mandare innanzi. Tu parli su Ciudò, a ti sono turisti in su Supramonte. Come ti sono andate le cose in questo anno, in questo anno appena colato, questo anno di pandemia, di questa peste in manna? Beh, noi stiamo parlando bene, chiaramente quando passavamo stento una rimata, ma sicuramente tutto su Erano stanno completamente, fummo scongiato in sostanza. E dopo abbiamo un vago riprendito, però insomma sa danno che è tutto, insomma. E quanto si spende di un manco cancellando su Erano un anno? Ma abbiamo perso in parte di una periodo dipendente, teniamo su 8 dipendenti, una cosa per insomma, non fa piacere a fare una preoccupazione in arbitrar nostra. Invece l'anno passato teniamo su 2019 8 dipendenti, un contratto insomma. E l'anno passato con questa pandemia quindi contratto. Poi valissa al mese lo stenite? E noi lavoramos tra metà di marzo fino a Dogna Santo. Il primo di Dogna Santo, sapremo chi. Però sono manco 6 mesi, 7 mesi. 7 mesi, insomma, più di 7 mesi. Una cosa curiosa, sicuramente è a schiere, ma chi è in verano, chi è in sierro, i te grebbiere, i te liviare su Supramonte, i te belle sapere in sierro in verano. Supramonte è un luogo di incanto, un
unico, ad ogni età de vasso che tiene una cosa. Io pure, su altro tu lei, di Orgosolo, di Baunelli, di Drugali, di Oliano, non può tornare a conoscere a tappare, questo esprimono di un gronese, se potesse una nurra, potesse una carfidura, sorografia, non si sa, del sapere di carchina, è meda complicata, insomma, è ricca di attrazione, quindi e poi chiaramente il bello, come a terrore oscuro, il bello a conoscere in ogni stagione, in estate, il bello in inverno, in autunnile, in verano. Si è stato come in questo tempo malato della pandemia, ha pensato luogo di aziende, aziende, che sono imprenditori, più in generale, che ne pensa di questa situazione di come è stato cercando delle aziende e aziende? Ha fatto bene o poteva fare in altra maniera? È stroppuvato, è scommettato anche di profenda, che è una cosa da morbita, ma è un vago di profenda e per il resto si sa solo. Uno dei problemi che abbiamo più è questo del dipendente, dello contratto, che hauria da più flessibilità, no? Voucher o altre formule può bene può aiutare in questa situazione che è appunto di incertezza, noi schiamo che dorano a berre o che ungiano, quindi questo è una cosa che viene avanti. E poi probabilmente è una materia meno complicata, può intervenire, io comprendo veri chi ne governa da tutte le difficoltà scattenti in tutto il mondo, abbiamo rubito, per la Germania, in questa stiamo vedendo che ha tanti problemi per la gestione della cassa integrazione, però di sicuro sul sistema italiano è un sistema troppo pesante, burocratico, cioè non pompa la realtà dell'imprenditore, che è questa figura fondamentale in una società. Gli imprenditori sono che tennero un'idea, chi domanda innanti, chi rischia e chi crea l'economia. Quindi chi ha tutto una scanta azione che tutelano e che aiutano l'imprenditore di vero, questo che è vero fa l'investimento. Non su imprenditore come teniamo noi, Bruno di Chivica del Bia. Hanno pure gusto. Può dare come abbiamo fatto un'altra concada, abbiamo spiegato una domo nel Turlè, che questo è il dramma della migrazione, questo è una domo che è stata erboida praticamente da 2 anni, tutto emigrato i pastori in Armarcas, anche come si. Abbiamo spiegato può fare una specie di, può avere un B&B, e siamo a gas, stiamo rispettando le idee che succede, che viene alcun bando magari, no? E non vede nulla, può provare a capire sto che da peli in tempo di crisi, a si muovere proprio in quando questa crisi, a reagire, non possiamo sbarrare. Sapretta idea buona. Tocca da reagire. Come te viene questa silica, no? Cominciano a crepare, quando cadene siccità di meta, certa silica, cominciano a crepare, casiole ne fu pensando a vivere. È considerato il canyon più profondo e imponente d'Europa e la gola di Gorropu, nascosta tra i monti del Gennargentu, un vero e proprio spettacolo della natura, scavato nella roccia nel corso dei secoli dalle acque del Rio Fluminettu. Lo chiamano il Grand Canyon della Sardegna. Gorropu rappresenta un tassello sicuramente importante, perché è un canyon unico nel suo genere in Europa, quindi insieme ad altri aspetti della Sardegna, che sono l'archeologia sicuramente, il mangiare, il tutto, insomma, dobbiamo riuscire a creare un pacchetto Sardegna più appetibile, più interessante. In questo momento che è difficile, abbiamo chiesto un vago desistato, la regione ha fatto cosa azienda e te lo di fare, Io, che mi vede poco non parlo di politica, non sono politico, però la politica tocca da seguire sempre, un cittadino deve seguire la politica. E non so me sul dirigismo, la politica deve discutare sul territorio, che viene da progetti, di imprese importanti, loro deve sostenere. Secondo me questa linea, poi, che sempre mille eccezioni, no? Però la questione più importante è quella del trasporto, ed è la promozione della Sardegna. Manca, io osservo, vedi, pompiano su palinsesto italiano, del Sarrai, o Fininvest, o la 7, non vede su uno spot fatto bene, in tutta la sua professionalità, che presenta bene la Sardegna.
non basta pago in tutto su vedere in Sardegna, no? Basta fare su colore su intino del su mare e che è tutta questa civiltà nuragica, su sa cultura, sa musica, che è sulla pare, sulla pongi, no? Tutte queste cose presentate bene, non che vuoi, vedere a Calabria, vedere a Val d'Aosta, Umbria, però bene cioè non che sia mai a Sardegna. È una cosa, questo è SABC, no? E sempre stando in questo sconto, tu hai questionato questa economia del giudurismo. Poi scommettere bossezze muovere in tutto questo anno, scommettere bossezze fatto sconosche. E te vaghi può fare attirare la gente, può fare bene la gente. Noi siamo muovi abbastanza in questa promozione, abbiamo fatto promozione, ma basicamente con Gorropu, che è una delle attività nostre, varia in diversi settori. Facciamo su gestione di Gorropu, facciamo su escursioni in tutto il Supramonte, notte in Supramonte, per andare su una formula, o la parola magica, turismo esperienziale, no? Questo è turismo esperienziale, ti facciamo conoscere un luogo prima si entrate su sole, con la notte, poi s'arbeschi, con questo luogo non eravamo conoscere bene, no? A barra muspari, papà muspari, drummi muspari. E sta andando da bene. E che stavamo nel nuovo dell'uso di questa cosa, di importo? Questa è una cosa semplice, cioè le cose che funzionano come da via, una cosa semplice, e sta a fare. Tocca da fare, non è che insomma, tieni in appitto sto turista, se non vado tocca a guardare che è una cosa che si è originale, sul servizio del PDS1, questo è importante sul passaparola, no? E uno non lega bene, e poi torna da via torna abbinente torna, bene in un anno, poi sanno vieni di torna, che in amigos. Arrivano più italiani o stranzos o vago a metà, a mese pare? Beh, ho hanno colato italianos. Parliamo mascamente italiano per la gestione di questa pandemia. Che non bene di russo tedesco o francese, dei batteranno in voi medio francese, nord europeo in genere, ma non va a tutto il mondo. E sono sardos arrivano? Però sardo fu scoprendo me da escursionismo, no? È una cosa importante, interessante, insomma, barra una buca aperta, loro scommette con roba, appunto, barra una buca aperta, non è possibile un luogo a voi come si narra, sublime, no? Un luogo che ti fai time quasi, non guida se spray esaltas. Quando è importante a te un'attività legale o sarbidas? Ecco, sul turismo chi più gestiamo il nostro turismo, noi sardos, è una ricchezza manna, una ricchezza non solo economica, ma sociale. No? Chi sul turismo gestita da noi diventiamo avaiano, no? L'ombre su turista e noi andiamo su turista sulle interne, no? Dobbiamo essere mere sintomo nostra, che ho le gentilezza, professionalità, però sul turismo è in grado di avere molto meglio sul settore dell'economia, no? Può essere su gas o su agroalimentare, o su artigianato e tutto su queste vendere, insomma. E voi siete validese i tanti prodotti o siete validese? Come validese la promozione dei logos, delle arbidas, badate arbidas che sono pari a voi che resessine a ponere a fare conoscere su gas, su mare, può movenare o sa basta. Su turista prima di tutto non è di nulla, che è sarto di Ortolè o di Abamei o di Orgoslo. Su turista lo del servizio, e poi pro del prodotto canto, comprendi? È fondamentale che si tiene il servizio al buono, insomma. Voi siete i temoni del locale, Ma noi teniamo per una struttura, una caserma, di questa caserma che hanno fatto per bambini, se non sanno solo in banda, no? Che hanno anche proprio a banda armata per bambini, solo il salto di ne dimostresse. Diamo su piccata, ristrutturata e poi facciamo su centro escursione, su centro escursione, vendiamo su un valore tutto, no? Artigiania, alimentare. Tutta questa zona?
dessa zona, di Ortulleghe, di Urgari, di Orgosolo. Questa è economia che zira. Certo, sì. E forse questa vinsa già fare bene a un'altra cosa che in Sardegna va a pausare la collaborazione e stare in un paese a Sattero. Io non credo in questo nuovo luogo come i sardi, sti sardi, no? Su fatto che è complicata questa cosa, questa è una cosa profonda, antica. Già come in Sardegna secondo me questo è un limite della classe dirigente. Se tocca da non narrare. La classe dirigente ora è ridotto, politico, giornalista, imprenditore, chi tenga un'idea unica, non è unica in suo senso totalizzante, un'idea che se peschi hanno toccato andare, no? Chi non che scusto, bessi in campo tutte queste differenze, e non che questa cultura deve attrappare, per andare su Supramonte, siamo sempre in nord in su in Luciano, ma come scambiando, cioè teniamo contatto con me dal Biddas di Supramonte, Orgosolo, Liana, Durgali, Baunei, deve nascere alguna cosa che non sia su varco, io non ero contrario su varco, su Gennargentu, però sono favorevole a un minimo di organizzazione, una struttura sempre leggera che serva può avere questa promozione, può tutelare il suo territorio, può controllare il turismo. Tornando sul ragionamento di prima, il turismo è un'arma che può essere buona, bonosa o mala. Chi sul turista gira da pieno controllo fa il danno, è morbito, no? Che ora un controllo, una gestione del territorio. E questa manca ancora. Questa manca, da poi basta da Instagram, pone un logo in Instagram, no? Che un mezzo di questo scrivendo pare Cristoforo Colombo, no? Veramente che scoprono un logo, no? E tanto sparano, in questo social ti ne rompe mancare in un logo, in una bischineggia di nuda, ti ne rompe 200-300 cristiani da salire. E come si fa? Il suo territorio lo gestisce. Mi querio, pusoni tu, per poter girare tutto il mondo, su per mano e su per minore tu, tutto il regno che puzzoni vagabundo. Este bellos, abasquendo, los colores de sus cielos, Su Supramonte è una prenda a manna, ma datelo un logo che secondo voi si possono essere valorizzati. Io, quando lei con i nostri turisti, noi cerchiamo sempre di studiare, che il turismo è bello per questo, ti confronta con altre culture, noi che barramos allegando nostro, dessa Sardegna, è bello per intendere e ti contano isso del suo luogo in solo, no? La Sardegna è bella, poi teste varia, terra di pastori, di minatori, di pescatori, di artisaneri, e Sardegna è come un continente, come te narravo, prima di noi. E quindi è già una forza manna, questo turista torna, non gli basta, ma io non può, non è come andare in Corsica, che è bellissima questa Corsica, no? Questa Corsica ti devo girare così impressa, Sardegna è una terra che, insomma, che è di tutto. Canto populos, liberos, quiero vivere e conoscere che mai. Tu sei finza impegnato in un'altra maniera, finza a difendere la cultura sarda, la lingua sarda, la tradizione su territorio. Al fatto e fare una cosa bella, sapere come ti gusta, carabidda. Da te nasce carabidda e poi sei un imprenditore per fare un giornale GAI.
Carabida penso in ogni ida serviva un giornalista come questo, cioè può fare comunità, perché arbida stanno diventando sempre più esercitati in certe situazioni, se non vedendo il sa questa relata, questo senso di appartenenza, spero di non sa bello bello. Questo giornaletto serve proprio su scopo escurso, no? Serve come la scorsa, perché ora è sola, è divertente, pure, c'è una... Carabida avete donato su dito, no? Pompia a saida. Questo non va come andiamo su un'antenna Cicito Masa, no? A la sole per me, tu l'este a la sole. Tu fai tante cose di importo. Hai fatto un documentario sopra di una stighetta, un animale strano, un lago. No, questo che stai su promo, ho fatto su promo, ma so è sto stentando meta, però che tutto bene in questo tempo di lavato, per approfittare di questa pandemia non vago, si dovranno pompiare tutto sul materiale che può filmare, poi fare su montaggio, insomma, per finire su soli gli arbori, il ghiro sardo sarebbe, no? Questa esperienza per me è stata bellissima, perché abbiamo scoprito in parte dell'università del considerano estinta questi spirdia, questa sottospecie di suriche continentali. E a poco lì un metodo dato, non solo naturalistico, ma per storico, antropologico, poi venire da Cassau, possa vedere, possa vetta. E addirittura ho scravaggio per tutto lei hanno fatto anche questo prete poi fare una cappia, quindi questa è una surra di materiale interessante e lui si deve dire due in sardo, in lingua sarda e dovrò porre in scuola per spippio insomma. E come ti nasce questa idea? Come ti per la coca? Si schido di schiasa di questa storia? Io ho una passione, ma non per Beccio, può intervistare Beccio. Beccio che tiene cose da contare, con me è una cosa bella. Lui sul registratore, tengo sul mini disc, come basta sul cellulare. Gioca c'è un anziano, delle siede ida, e scola, vedo a cadere da cose da contare, ma ad intervistare. E intervistando Beccio sono una canto che vuole in sorsori che de arbore. Il canto che vuole, come che un plus. E no, è bene questo prete che lo sa di spiriti. Quanto tempo ti è costata questa cosa dell'agattare questo animale, dello filmare? Quanto va sposto? Quanto come sposto perché mi ha aiutato Maria Agostina a Cavia e poi a te los amigos che tu lei e cambiò più tempo. Spero esperienza è stata bella perché abbiamo agattato una die, sapremo cosa che abbiamo agattato una coa. Abbiamo agattato in terra una coa di un animale si spigno in area di sardo, no? Probabilmente o che da perdere questa coa, perché sono che chini di predao può essere che si spiccica questa coa. Come una sirighetta, come fate tenere una specie di una forma di autodifesa, no? O che no, magari da dare cassava con il birro, con un puggione di questo di sua notte, no? Tu fai sfinza liberos, ha fatto un libero. Non scontas un vago di come ti nasce questa idea di fare questo libro Mannorri, questa idea di come ti nasce e ti ha scritto con questo libro. Questo libro è per questa passione che vengo questa storia, mascheramente questa storia locale, no? Quindi questo libro nasce con questa storia particolare, questa storia di Mannorri non è la solita storia di Arbida, sa esperienza di Sardina, mancare esperienza in Sudrecento, in su si scrive due cosighette e via. Si sperde nella seconda metà dei suoi tigentos. Quindi siamo allegando dei 250 anni fa, cioè siamo in un periodo relativamente recente. No? E quindi mi sta agradando a incrociare il dato della memoria orale di Orbeccio che non ho dato l'archivio. Mi sono in questa maniera. E come si è un po' battere in queste pagine. Quindi dopo con lì mi ho dato di questa idea. È una storia incredibile perché questa leggenda narrata che si spiriti ad una bella vicina che fu da Guerrana in Medos, no? E potrebbe servire a bene. Non questa è una prova che narramo su Cuglia. Sicura, non questa. Però Medos elemento fa credere che sia succede a bere questo. Poi scriviamo che se si spiriti per questioni fiscali, per questioni politiche, che pure in questa bidda veramente narrano
come narra Francisco Ignazio Mann su Patriottisato, los fedatarios, los poveros les abidas, tribagliate, può mantenere in città e tanto scapero di stalla. E queste abide sono sfruttate. E a qua ha dato proprio di questo caballero che era pubblica, un dortolieso, che veniva da tutto scontrato solo del suo pastorino, no? Che lo pastore è del suo giastra, e poi incontrato chiaramente in canto di su balangiata de Bruce. Una delle cose più belle è stata che si può recuperare, perché sono dato dall'archivio in genere a barra dell'archivio, però il vecchio si muore. Quindi il vecchio schimane contau come ti fosse allegato dei mannorri, a poi recuperare una barantina dell'allega dei mannorri, e quindi mi ha dato una soddisfazione. Serrande, quali sono i altri progetti che hai in mente come imprenditore? Come imprenditore, questo sono sicuramente questo di questa domo che abbiamo comprato, e qui dobbiamo fare una fitta camere, un museo internazionale di Samurra, perché abbiamo una surra materiale, no? Noi organizziamo questa associazione culturale, organizziamo adesso 98 sul campionato di Samurra, e adesso 2013 Saturno Internazionale. Con Saturno Internazionale un anno dobbiamo andare in Alta Savoia, non si è fatta questa questione del Covid, però abbiamo organizzato 20 delegazioni, Croazia, Slovenia, manco pensiamo che si gioca a Samurra. E tutta questa realtà, questo popolo, tiene materiali importanti, chi ne ha pubblicato libri, tiene video. Siamo contenti, la cosa più bella di quando è che ha chiesto un ricambio generazionale, questa cosa che ogni socio si augura, no? Quando siamo contenti che questi piccini poi funisi meda in gamba, giocano a Samurra e comprendono sul valore di questa manifestazione, insomma, che ha un diverso obiettivo di questa manifestazione, a parte l'ospitalità della Saida, no? E poi su di mantenere le tradizioni nostre, gena a barrare in questa dimensione, per dire, folcloristica, no? Quindi uno brinda in questa struttura, in questo museo, conosce tutta la variante di Samurra, perché ogni popolo esprime Samurra sua, si spirito suo. Fabrizio, io ti do grazie a voi, accettato di essere con noi, voi cristiano di impresa, di economia, di cultura, di passione, di idas. E speriamo di non tornare a via, intende, e sia spiegare di tornare in nove a cristianare i suoi progetti che in mente e tutti gli altri che arrivare. Grazie a voi.